operazione nasce dal film Incanto d'erba e urgenza, che ha proprio lanciato la valorizzazione dei prati stabili e quindi anche il messaggio di pericolo di perdita per abbandono. E qua siamo proprio a Villalta di Fagagna, su una proprietà degli abitanti di Fagagna, e stiamo provvedendo all'eliminazione della robigna, che è una specie esotica infestante che in poco tempo ha coperto questo ottimo magredo, e quindi abbiamo falciato. Siamo in dicembre, ma così a marzo comincerà nuovamente a crescere l'erba, che andremo a raccogliere a fine giugno, inizio luglio, e speriamo a quel punto anche di trovare chi sia interessato ad avere il foraggio ottimo di qualità. E quindi volontari, tutti volontari che si alternano alla motofalciatrice, al decespugliatore, ma soprattutto al rastrello. Lo scopo è evitare la perdita di questo grande valore naturale, che verrebbe invaso dalle robinie. Se ne perderebbero tutte le specie caratteristiche come le orchidee, come il geranio sanguigno, che è un endemismo friulano, e tanti gladioli, tutte le specie anche di interesse comunitario. E quindi è una cosa che noi lanciamo sperando che si aggreghi sempre più gente, che diventi un'abitudine, invece di far ginnastica in palestra, farla all'aria aperta in questi posti spettacolari, ed è anche bellissimo vedere verso le montagne. Quindi aspettate la prossima occasione e venite a darci una mano.